Buonasera, ospiti di questo nostro approfondimento settimanale sono Salvatore Carbone, Riccardo Cacicia, Nino Lauretta, Lello Casesa e Stefano Alonge. Parleremo durante questa trasmissione di un fatto sicuramente atipico per la nostra città, cioè quello che i gruppi della città di Agrigento, i gruppi folcloristici, non parteciperanno alla sagra del Mandorlo in Fiore. Ne parliamo con gli ospiti che vi ho appena citato, cercheremo di capire quali sono le ragioni di questa mancata partecipazione appunto a questa sagra del Mandorlo in Fiore, che non si chiama più sagra ma ora è festa del Mandorlo. Lello Casesa, allora, oggi avete fatto una conferenza stampa, devo dire abbastanza seguita da tutti i mass media, e precedentemente avevate inviato un dettagliato comunicato stampa per spiegare le vostre ragioni, e che vogliamo proprio spiegare le ragioni alla città, a chi ci segue, perché quest'anno per la prima volta ad Agrigento i vostri gruppi, lei è rappresentante di un noto gruppo folcloristico, avete preso questa decisione. Grazie dell'opportunità che ci dai in questa emittente, ancora una volta libera e autonoma, come sempre. La natura è la motivazione è una motivazione esclusivamente ideale, che porta per la prima volta storicamente un'intesa tra tutti i gruppi folcloristici agrigentini, con in testa il Val d'Agragas, che ha tanti anni di storia e che ha fatto naturalmente parte per tantissime edizioni della sagra, a dire no ad una sagra. Perché? Perché è una sagra stravolta, è una sagra snaturata nel suo spirito e nella sua essenza. Non entro solo nel merito del nome, per il fatto che hanno chiamato sagra un momento bellissimo sostituendola con festa del Mandorlo, né voglio addentrarmi nelle ragioni per le quali da febbraio si sposta a marzo solo perché piove di meno. È come se il successo di una manifestazione lo si deve al clima o alle temperature climatiche, ma nella sua essenza per la prima volta diremo no ad una sagra che non ci vede non solo protagonisti, ma che non ci vede attivi nella nostra particolare attenzione, non solo come gruppi, ma ancor di più come ragazzi che aspettano un anno per fare la sagra, ad una sagra che non ci piace come è stata impostata, come è stata costruita e come ci è stata presentata. Riccardo. Ritengo se vuoi anche dire il nome del tuo gruppo. Rappresento il mio gruppo, città di Agrigento. Ritengo che le motivazioni che ci hanno spinto a non partecipare sono quelle che già espressamente dette nel comunicato stampa e che quindi io ribadisco ancora. Non è la nostra sagra, qua siamo personaggi che abbiamo dato ognuno nella nostra attività un contributo notevole ogni anno a far sì che la sagra riuscisse sempre nel verso giusto. E da un paio d'anni, cioè dall'anno scorso a oggi, che avvertiamo questa innovazione da parte del parco di stravolgere quello che in 73 anni noi abbiamo non visto perché non c'ero, ma che abbiamo trovato, abbiamo fatto e cercato di tramandare agli altri. Quindi una sagra che non ha l'essenza di quello che effettivamente è la sagra, la festa popolare. Ti ricordo che l'anno scorso nemmeno un gruppo durante la settimana è passata per le vie del centro, che la fiaccolata si è fermata in Piazza Stazione e non arrivasse quando io da piccolo andavo a vedere i gruppi che entravano addirittura fino dentro lo stadio del Sereto. Questo ci ha spinto a dire no fortemente. E noi andiamo in contrapposizione con gli organizzatori di questo, loro lo chiamano festival, che è il parco, che si veste oggi di organizzatore, super organizzatore, quando abbiamo visto l'anno scorso, ahimè, la sagra più brutta della storia del Mandorlo in Fiore, cioè gruppi di 6 persone a cui hanno pagato i biglietti aerei,
Quindi nemmeno con le forze economiche sono riusciti a portare i gruppi di spessore artistico e dare visibilità. Tra l'altro gruppi che il festival è competitivo, un festival che tantissime nazioni hanno copiato a noi, un festival competitivo di che cosa? Della Torre Umana? Cioè quale livello artistico e quale attività artistica può andare a premiare un gruppo folk confrontandolo con la Torre Umana? Non ha senso. Bene, Lauretta, ti presenti anche come gruppo. Sì, dico, al di là del gruppo che rappresento, io mi rappresento da me per la mia storia personale e anche della mia famiglia, e partirei da un dato, Arturo. Ho avuto modo di assistere, di leggere alcuni commenti su Facebook. Io non lo faccio mai, non sono molto amante di Facebook, però me li hanno sottoposti, e il nostro comunicato è stato etichettato come vergognoso. Vergognoso perché? Per lesa maestà, perché non è possibile dissentire con quello che il parco ci ha confezionato l'altro giorno presentando la nuova sagra del mandorlo in fiore, che a proposito tu la chiami festa del mandorlo, prima sagra del mandorlo in fiore, e ancora su questa cosa c'è parecchia confusione, per cui prendiamo da un sedicente collaboratore del parco che ci viene a dire che c'è pronto un comunicato già protocollato che sarà reso noto. Dico, mi pare che il parco stia un pochettino perdendo il filo del discorso, e qualche funzionario sta cercando di rispondere a titolo personale parlando su Facebook. Questa sagra non che non ci piace, non è la nostra sagra, la sagra che smarrisce 2 o 3 obiettivi fondamentali, 2 o 3 motivazioni per la quale nasce. La sagra nasce e si colloca a febbraio per un semplice motivo, perché a febbraio succede un fatto straordinario, un miracolo. La valle è imbiancata, per cui per festeggiare l'arrivo anticipato della primavera il popolo scende alla valle a festeggiare. E quando lo può fare questo? A marzo a marzo, perché a marzo ci sarebbe tempo buono? Anche questa è una giustificazione, non abbiamo la palla di vetro per sapere se pioverà. Allora facciamo ad agosto, che facciamo la sagra, il festival del parfait di mandorla. Quindi perché rinunciare alla data per la quale è nata? Non c'è una giustificazione valida. A maggior ragione quando la chiamano mandorlo in fiore e la celebrano in un periodo in cui non c'è il fiore del mandorlo. È veramente una contraddizione. È già sfiorito il fiore. Poi un altro aspetto che mi piace rilevare è: sono andato a cercare sul sito del parco qual è la concezione di sagra del parco. E a proposito di internet, voglio dire che l'anno scorso, dove ho speso una baracca di soldi, l'anno scorso non c'era neanche un sito internet ufficiale. E allora mi sono andato a cercare le note storiche della sagra secondo il parco, edizione 2018. Queste poche righe sono le note storiche seguite da un'altra mezza paginetta dove si fa l'apologia di quello che è l'attività nell'ambito della sagra, ma queste poche parole sono quelle che riguardano le note storiche. Mi sembra veramente potevano almeno documentarsi un poco meglio, presentarlo diversamente, visto che si presume che una pagina di un sito internet, che è quello del parco, sia visitato da parecchie persone. Ma c'è un'altra chicca che mi piace mostrare, sempre nello stesso sito del parco archeologico, quello che pensano e scrivono che sia l'accensione del tripode. Ecco, cos'è per il parco archeologico l'accensione del tripode? Un rigo e mezzo, 75 anni di storia della sagra e 75 del Festival Internazionale del Folklore, quasi sono etichettate con poco. Veramente mi sembra poco a fronte di spese dell'anno scorso, della quale magari parleremo più in là, dell'anno scorso. Salvatore Carbone, prego. Io rimango veramente stordito da quello che sta succedendo, perché una sagra che per Agrigento è una cosa molto importante, essere sminuita, perché di questo si tratta, sminuire la sagra, una cosa che da 72 anni va avanti e di punto in bianco viene stravolta.
quando tutto il mondo ce la copia. Perché? Se ce la copiano gli altri, non vedo il motivo perché deve essere stravolta. In che senso ce la copiano gli altri? Se tu vai in qualsiasi nazione, anche voi avete anche un'esperienza. Sì, abbiamo in qualsiasi nazione. Mi piace anche capire qual è il senso della vostra presenza nelle varie parti d'Europa e del mondo nel rappresentare la nostra città. In altre parti del mondo organizzano dei veri festival e c'è tutto un discorso trainante dal lato economico e tutto. Qua invece sembra che la cosa deve rimanere non vero e proprio, diciamo, sviluppo. Ma è copiato perché la struttura di questo festival è rappresentata così com'è. Ci sono dei momenti particolari nel nostro festival che poi vengono ripresi da tantissimi festival, e dalla Fiaccolata all'Amicizia, e soprattutto il concetto della fratellanza dei popoli non è che era insito nella saga del Mandorlo in Fiore, perché anche il parco lì fa confusione, dice che questo è il messaggio della saga, ma non è perfettamente così, perché questo è un messaggio che viene inserito nella saga del Mandorlo in Fiore grazie al Festival Internazionale del Folklore, cioè dopo il 1952, per cui vi è l'accensione del tripode che è a martedì, non è quando comincia la saga del Mandorlo in Fiore, a segnare questa sorta di Olimpiadi del folklore, e poi ci sono tutte le altre iniziative con la fiaccolata dell'amicizia, con la fiaccolata dell'amicizia e gli spettacoli per le strade e nei teatri. Tutto questo viene in questa impalcatura di festival, vengono inseriti i gruppi dell'UNESCO che poco hanno a che vedere con questa struttura, che ha una sua tradizione che dura da 70 anni. Allora noi cosa sosteniamo? Io cosa sostengo? Che la tradizione non si innova, la tradizione si conserva, si preserva, e questi sono dei verbi che il parco che dovrebbero essere ben cari al parco, e invece il parco li tradisce. Per cui noi non siamo contrari all'innovazione, che siano una volta i dervisci, che siano le romane, purché questi siano avvenimenti a parte, ma che non vengano mischiati e inseriti in quella parte tradizionale che nessuno nel passato si è mai sognato di toccare. Per esempio, noi, ricorderai, nel passato abbiamo avuto dei grandi direttori artistici, sì. Patrizio Baroni per esempio, ma anche lo stesso Zardi. Questi sono arrivati da fuori, ma non ci sono... Ci ha lasciato qualche giorno fa. Che ci ha lasciato questi sono arrivati da Agrigento, hanno cercato di capire quale fosse l'umore e la caratteristica di questa, ma mai si sono permessi di stravolgere, hanno portato qualcosa di proprio, però quella parte tradizionale che noi chiediamo che non venga toccata, l'hanno lasciata, e questo noi chiediamo. Ecco, anche il messaggio di tuo padre, uno dei fondatori della Sagra, qual è stato, diciamo, perché tuo padre, insomma, mi piacerebbe anche ricordare. Mio padre ha inventato il Festival Internazionale del Folklore, per cui tutta questa impalcatura che molti ci riconoscono, che è aggiuntiva alla Sagra, che è l'iniziativa portante, e che è stata l'iniziativa portante negli ultimi 65 anni, avviene quando si inventa questa iniziativa e la realizza. Per cui non è un'iniziativa che è nata ieri. Lello, vorrei anche sottolineare la vostra presenza nel mondo. Con i vostri gruppi portate l'immagine della Sicilia e della nostra città, e paradossalmente, insomma, la Sagra d'Agrigento non vi vede protagonisti. E per noi gruppi agrigentini, per dire anche diciamo, qual è il vostro lavoro, il vostro sacrificio, quando andate anche all'estero. Sì. Infatti affermare queste considerazioni verso la Sagra è per noi e per i giovani che ne fanno parte una grande amarezza, perché tutti i ragazzi dei gruppi folcloristici aspettano un anno per fare la Sagra, si preparano un anno per sfilare in occasione della Sagra, e quindi privarli della partecipazione dopo questa scelta maturata
con i gruppi è sicuramente difficile non solo comprenderlo ma farlo capire ai nostri ragazzi, ma il segnale va dato anche in questo modo, perché solo attraverso uno stop probabilmente di un anno che organizzazione, la mentalità, la cabina di regia di chi in questo caso in maniera per così dire anche autocratica o proprio monocratica, senza alcun minimo coinvolgimento, perché a mio avviso una manifestazione del genere ha bisogno, a mio avviso, di tutta una serie di componenti, di collaborazione, di suggerimenti, di indicazioni, e invece probabilmente ci si ubriaca da questo punto di vista gestendo un denaro pubblico e quindi si fanno delle scelte a mio avviso un po' sbagliate. Il fatto di mettere tutto insieme, la sagra con il festival, l'UNESCO, i bambini, in un contesto unico, a mio avviso va a cozzare con l'idea di cui parlava Lauretta e con l'idea dei padri fondatori. Io, oltre al professor Lauretta, voglio ricordare Francesco Flora, voglio ricordare Giugiu Gallo, voglio ricordare Franco Caponnetto, Ermogene La Foreste, Gigi Casesa, Corrado Catania, autore di un volume importantissimo sulla storia della sagra. Queste concezioni rappresentano per noi l'asso portante su cui non vogliamo allontanarci, ed è una delle ragioni per le quali stranamente ma intelligentemente teniamo duro per dire no ad uno stravolgimento in questo caso. Riccardo. Io parto anche da alcuni aspetti che sono emersi nella passata stagione. Noi già ci eravamo allarmati nel momento in cui un bel giorno leggo che una dichiarazione dell'allora commissario del parco: quest'anno saranno presenti i gruppi musealizzati. Quindi già io intravedevo un cambiamento che stava per stravolgere la sagra. Poi in un incontro successivo musealizzato, cioè dire un gruppo musealizzato non è né un oggetto e né un costume, un gruppo va a rappresentare la propria tradizione, il proprio popolo, quello che effettivamente ognuno di noi va a rappresentare, la nazione che rappresenta all'interno del festival. Bene, da quel momento ho capito, tu mi puoi dire: ma come mai l'anno scorso avete partecipato e quest'anno avete preso questa posizione? Perché pensavamo che l'anno scorso poteva essere un anno sperimentale, che poi, rendendosi conto dell'esperienza fallimentare, avrebbero pensato in maniera di ritornare di nuovo ai fasti, quelli che il festival è. Ma così non è stato. E invece così non è stato, perché anzi oggi noi vediamo un programma che ci presentano, attenzione, i nostri gruppi già fatto, senza considerarci, senza nemmeno dire ma cosa ne pensate, cioè, come si suol dire in siciliano, tavola mise e pane non alzato. Quindi noi dovevamo andare lì, accettare quello che loro dicevano, e noi i soldatini dovevamo eseguire. Non è così. Tra l'altro il parco anche tocca un altro aspetto che può essere polemico, ma che io mi sento leso. Il parco ha dato attenzione dall'anno scorso a quest'anno a un gruppo che, con tutto il rispetto che ha, che sono i Tammurinara, ma che non hanno niente a che vedere con la sagra. Non ci sono, io che mi ricordo, io da 50 anni, cioè da quando io vedo e assisto alla sagra, loro non c'erano, perché ho visto sempre né tantomeno il signor Parello che mi può dire lo abbiamo scritto, no, il gruppo, ma la festa viene iscritto nel registro dei beni materiali. Quindi queste sono state le vere cause che ci hanno spinto a fermarci, perché noi, se ci fermiamo oggi, chi ne perde, caro Arturo, è semplicemente la città.
Io entro nei social network e vedo no, non può essere una sagra senza gruppi agrigentini, non può essere che i gruppi si fermano ma i gruppi si fermano per delle motivazioni ben precise. Non la vogliamo questa sagra così com'è, non la vogliamo, noi vogliamo la sagra che ci appartiene. Ma volevo ribadire che il comunicato in effetti è stato firmato da tutti e condiviso da tutti. Con amarezza invece ci rendiamo conto che qualcuno, pur sembrando condividere, ha preferito defilarsi da questa decisione. Qualcuno addirittura dice che non l'aveva manco bene letto, altri praticamente o saranno stati convinti. Due gruppi. Guarda caso chi non partecipa, in particolare due gruppi, sono stati beneficiari nel passato di cospicui finanziamenti per organizzare la loro manifestazione. Quindi adesso diranno che hanno detto già, magari lo diranno, che noi eravamo animati da desiderio di far parte della cabina di regia. Di quale cabina stiamo? La cabina elettrica? Di quale cabina? Quando mai abbiamo chiesto questo? Il nostro è una presa di posizione dolorosa, perché quando si prende una motivazione si ferma per un anno e non lo fanno a collegi del gruppo che rappresento io. Per la verità non aveva partecipato neanche gli altri anni, quindi non posso dire questo, però mi rendo conto che per chi ha partecipato quasi sempre, può anche essere una decisione piuttosto dolorosa. Loro si sono fatti convincere, vuol dire che avranno avuto delle buone ragioni per ritornare e sconfessare un documento che avevano approvato, firmato, e poi hanno deciso di non il documento noi ce l'abbiamo, sì, con tutte le firme, l'avete prodotto con tutte le firme. Salvatore Carbone, allora. Io mi auguro che va a venire, prima di fare l'insalata, almeno che ci prendano in considerazione e capire quali ingredienti ci vogliono per fare veramente una buona insalata. Però il discorso deve essere chiaro, che i gruppi non è che servono al bisogno. I gruppi agrigentini, noi paghiamo le palestre, paghiamo la corrente, paghiamo i coreografi, tante cose. C'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro, certo, un impegno che e vorrei dirvi queste cose di qua. Nessun gruppo prende soldi, perché a volte c'è gente che dice che noi lo facciamo per questioni economiche. Non è vero, no. Però è dovente quello che sto per dire. E lo devo dire. Riccardo mi diceva no, non dirlo, e invece lo devo dire. L'anno scorso noi abbiamo fatto un progetto per fare 2 spettacoli, 8 e 9 di agosto, i 9 gruppi agrigentini più 4 gruppi europei che portavo personalmente io. Cioè, quando poi nella progettazione, mi creda, mette una cifra irrisoria, ma non per i soldi. Offensiva, perché questo di qua, no, facciamolo finire. Sì, volevo fare una precisazione. Non è per i soldi, perché io dico una cosa, qua grazie a Dio forse che più che meno ha uno stipendio, lavoriamo e non è questo di qua. Però mortificarci in quelle condizioni non è corretto. Poi oggi viene la sagra del Mandorlo in Fiore, dai che ci mandiamo l'invito, ringraziamo per l'invito che ha fatto. Io personalmente lo ringrazio, ma non partecipo. Perché se prima tu a me non mi includi in un contesto di quella visione estiva dove che ci sono turisti e tutto, parliamoci chiaro, non ha senso che oggi... Tra l'altro lei è stato anche fautore di diverse iniziative estive dove ha portato varie rappresentanze di gruppi folcloristici europei. Io devo dire garantire Costa, per Ioppolo, Giancazio, Santa Elisabetta, Raffadari, insomma un'iniziativa accolta bene anche quando si lancia un messaggio di venire ad Agrigento, mi creda, ci sono centinaia e centinaia di gruppi che vogliono venire, perché Agrigento è la patria del folklore, è la patria del folklore, non è la città, ma quando si sente Agrigento rispondono veramente tantissimi gruppi. E oggi io dico una cosa, c'è il Valdagras, città di Agrigento, Agregas Folchedensi, il mio. Quando loro avrebbero fatto una collaborazione
che cosa voglio dire? 2 gruppi avrebbe portato il Val d'Agrias con un interscambio, perché quando noi gruppi andiamo all'estero ci diciamo paghiamo queste tutte cose. le spese. Sì. Cioè qua stanno pagando pure i biglietti aerei, ma di che parliamo? Di che cosa stiamo parlando? Cioè allora un ente che paga i biglietti aerei ai gruppi che debbono venire qua più il soggiorno. I ragazzi si stanno allontanando dal folklore perché giustamente quando c'è da partire bisogna pagare i biglietti. È chiaro che non corrispondono perché con la crisi che c'è, gente che non lavora. Che tu dici, ma che cosa vuoi? Dico, come funziona, ecco, anche per Mi saperlo, capisci? quando andate fuori Paghiamo noi, è un paghiamo impegno noi. che vi danno un contributo No, o è un'iniziativa assolutissimamente. giusto per capire un po' Assolutissimamente come no, funziona che il sia mondo chiaro del questo di folklore, qua. insomma. Mentre loro qua dalle carte che noi abbiamo, Sì. addirittura ci sono 137.000 euro di biglietti Ora aerei. ne parlerò. Ora ne parlandino sotto la Addirittura. Cioè, facciamo l'interscambio, cioè, convocateci, parliamo il prossimo anno, però no ora. Mi credo, ma non perché ci sono migliaia, centinaia di gruppi che vogliono venire, ma non così. Lello, nel comunicato stampa voi avete scritto niente sagra né festival del folklore per i gruppi agrigentini, poi sarà la sagra di San Calò. Cosa vuol dire? Mi incuriosisce questo titolo che avete messo nel comunicato stampa. Che c'entra San Calò? Diciamo, Non c'entra niente. Appunto, quindi volevo una capire. diciamo, appunto. probabilmente qualcuno l'ha letta come una provocazione. Da un lato io ribadisco il concetto che tento di far spiegare. Riccardo ha detto una cosa giusta. Io non ricordo, né ci sono documenti storici né articoli di stampa che possano testimoniare e certificare la presenza dei tamburi Organica che specifichiamo. La prima volta, I tamburi, almeno che io ricordo la prima volta. un paio di un po' d'anni. L'abbiamo visto a San Gallo, certo, specifichiamo. I tamburi anticamente si chiamavano banditori ed erano soggetti che in mancanza di strumentazioni annunciavano le feste popolari e quindi San Calò ed altre feste in Sicilia. Ma affermare che i tamburi sono sempre stati presenti alla sagra o erano presenti all'origine è un falso che va comunque dimostrato, perché mi portino non una fotografia o due, mi portano articoli di stampa, documenti di giornali, programmi che dimostrino il contrario, e io ne prenderò atto ammirando tra l'altro i tamburi. Ripeto e ribadisco un concetto detto da Caciccia: la festa di San Calò nella sua essenza è oggi registrata al patrimonio immateriale della regione, non i tamburi di San Calò. È una cosa ben diversa. Quindi quando il parco decide di invitare la Torre Umana, che è una bellissima manifestazione religiosa, spettacolare e circense, che arriva da un paese che oggi non vuole neanche la fratellanza e l'amicizia tra i popoli, perché se vogliamo lanciare un messaggio, la Catalogna sta chiedendo la secessione dalla Spagna, e qui viene invece a parlare di fratellanza e di amicizia dei popoli, e viene ad inserirsi dentro il Festival internazionale del folklore senza nessun nesso logico. Questo andava fatto senza dubbio, sì, ma in occasione della settimana di San Calogero, e avrebbe avuto un senso logico, culturale, che io sposo e condivido. Farlo in questo caso, a mio avviso, significa un'idea completamente difforme rispetto all'idea di cui abbiamo sempre parlato e che ancora oggi vogliamo mantenere. L'ultimo concetto è quello che ci vede insieme: la sagra è degli agrigentini. La sagra è dei gruppi folcloristici agrigentini che la rappresentano, che la portano in giro per il mondo, che l'hanno animata, che l'hanno rilanciata in questi 30-40 anni, tutti i gruppi agrigentini, con in testa il Val d'Agragas, che storicamente è quello più anziano, dalla via Atenea alla via Manzoni, e non specificando i cittadini di Serie A e i cittadini di Serie B. Devo dire che ci sono state delle volte che insomma, voi non siete stati presenti, un po' a rimarcare anche
Certo, sì, quindi è vero quello che giusto, dici, dico, è un ribadendo, dato di fatto, ribadendo, non ribadendo possiamo- anche ribadendo una motivazione forte che ci ha visti sempre più e anno dopo anno sempre più emarginati. Ricordo a chi lo dimentica che il Val d'Agragas si è aggiudicato 4 volte il Tempio d'Oro e nel 1977 ha vinto un premio speciale rilasciato da una commissione UNESCO venuta in occasione della sagra del Mandorlinfiore nell'ambito di un convegno internazionale sul folklore. Tutto questo oggi mi vede e ci vede uniti per dire no a questo spirito di sagra diverso. Però ci deve essere anche un'innovazione, no? Non è che insomma, insieme al folklore e alla tradizione è anche giusto anche una presenza, dare un taglio nuovo che il parco sta cercando anche che di dare. un evento vada avanti di pari passo con i tempi e magari portare evoluzione non significa stravolgere quello che è il target oppure la guardiamo sotto l'aspetto della convenienza. Allora a me interessa, perché l'anno scorso non volevano fare nemmeno la fiaccolata. Che cos'è la fiaccolata? No, non la facciamo. Cioè avevano idee proprio che esulavano quello che era la sagra. Poi quando si sono presi, perché il parco non è che aveva esperienza di organizzazione di sagra, gli hanno così scaricato, catapultato per necessità, per volontà, per via dei soldi, per via dei per finanziamenti, volontà del sindaco, perché il sindaco è il maggiore non voglio dire responsabile di tutto questo, perché lui ha dato la sagra al parco firmando una convenzione che è pubblicata già dall'anno scorso perché dice che non aveva i soldi. E non è così, perché il parco ancora oggi dà e trasferisce delle somme che poi dicono no, perché il prezzo d'ingresso dello sbigliettamento deve essere speso all'interno del parco, e non è così, perché il parco ancora oggi dà soldi al comune per organizzare le manifestazioni estive, per organizzare Natale. Quindi non mi si venga a dire che il comune non ha i soldi, perché il comune dà i servizi alla sagra. Quindi ritorno al concetto: il parco non aveva esperienza alcuna, però adesso vedo che loro con le loro innovazioni vogliono stravolgere. No, possono innovare un evento, ma accostare a quello che è l'impostazione. È come dire il Palio di Siena adesso non lo facciamo fare più con i cavalli, lo facciamo fare magari con le macchine, perché li facciamo più velocizzare di più perché ci sono i motori. No, il Palio di Siena è nato per quel tipo di impostazione, lo avranno arricchito sicuramente, perché si può veicolare quell'evento per fare promozione, per fare economia, che ben vengano, ma a costare. Io mi sento di dirti che il Festival Internazionale è un momento particolare perché il professore De Lauretta non è che se l'ha inventato dall'oggi a domani. Ora te lo può dire il figlio, che è più mente storica rispetto a noi. Il professor Lauretta, quando ha inventato la fiaccolata, è andato in Grecia a portare la fiaccola, quindi aveva un motivo ben preciso, che era quello del messaggio di pace, della fiaccolata, dell'accensione al Tripoli. È stato impostato un festival pensato e proiettato al futuro. Oggi questo non lo vediamo, non c'è. I costi, ritorno un attimo ai costi e poi passo la parola a Nino. I biglietti aerei l'anno scorso sono costati 130.000 euro, portando gruppi di 6 persone. Non voglio dirti una cosa, perché io, in quanto organizzatore precedente, con tutte le difficoltà, quando io ho contattato assieme a Nino i gruppi e dicevamo sempre: voi vi dovete pagare i biglietti. Non è mai successo nella storia della sagra che ai gruppi gli venisse pagato il biglietto aereo, mai. Quindi loro venivano perché amavano il Festival di Agrigento
e ora noi gli paghiamo quindi un costo esoso, uno sperpero di denaro. Nino, c'è stata un'evoluzione negli anni nella gestione della sagra? Parlavamo di responsabilità del comune, che non avendo soldi, ecco, facciamo un po' un minimo di excursus anche per i più giovani che magari non lo sanno. Ha subito le direttive del momento, quindi ogni ente ha avuto i suoi momenti d'oro nell'organizzazione della stessa manifestazione. Ricordo ci fu un periodo che lo organizzò l'Aste. Ma l'Aste lo organizzava perché vi era una legge regionale che lo disciplinava. L'ente provinciale di turismo, l'azienda provinciale di turismo, prima la di provincia. Tutto l'azienda comunale, ecco perché qualcuno dice un minimo sai anche del di comune, storia, ma l'azienda comunale è quella che poi diventò l'azienda soggiorno e turismo, poi ci fu l'ente provinciale per il turismo, diventato poi APIT, quindi insieme alla provincia, e poi i servizi turistici. Oggi è rimasta in balia di chi ha il denaro, Riccardo, per cui di una responsabilità del comune, per cui io che ho i soldi e sono il direttore di quell'ufficio divento il padrone assoluto, e poi questo è il messaggio pericoloso che si sta dando in questi ultimi 2 anni, che chi ha i soldi, chi comanda, a prescindere se capisce qual è il significato vero e conosce la storia della sagra, può permettersi il lusso di stravolgere, di fare quello che gli pare. Per ritornare alle nostre decisioni bisogna anche fare un passo indietro. Ecco, perché si è arrivati a questa andiamo a vedere, rottura, diciamo. La rottura c'è su quelle motivazioni ideali di cui abbiamo già parlato tutti, ma vogliamo andare a vedere un minimo di dialogo fra le parti. Noi pensavamo che dopo l'edizione sottotono, non voglio usare dell'anno scorso, costosissima, una delle più costose degli ultimi 30 anni, pensavo che ci fosse stato un passo indietro e che ci si fosse visti per vedere, scusate, ma cosa ne pensate, cosa pensate che non sia andato bene? No, assolutamente. L'anno scorso cosa è costata? Solo 450.000 euro quasi dal parco. Sono stati pagati oltre 130.000 euro di biglietteria aerea, con delle procedure che io non so se poi siano realmente valide, poi dovrebbero essere altre, ma vogliamo parlare delle collaborazioni, perché oggi l'altro ieri vedevo sul sito del parco che cercavano collaboratori gratuiti, ma cercano collaboratori gratuiti dopo che l'anno scorso hanno speso quasi 44.000 euro di collaborazione, ma veramente io credo che qualcuno abbia perso un pochettino la tramontana. Ma vogliamo parlare di alcuni servizi storici che servono per realizzare la sagra del Mandorle in Fiore, e sono almeno raddoppiati, servizi che costavano 13-14.000 euro, l'anno scorso sono costati 30.000 euro. Dico, ma mi pare che ci sia stata una sopravvalutazione dei costi, ma c'è qualche chicca anche particolare nelle cose, per esempio l'affidamento a ditte fuori che hanno residenza a Malta, per esempio. Cioè Arturo Cantella ha una ditta ad Agrigento, allora non si affida ad Arturo Cantella che ha la ditta italiana ad Agrigento, ma Arturo Cantella è un'altra a Malta e si affida a quella a Malta. Io non capisco che scelte sono queste, ce le spiegano come qual è la ragione, qual è il servizio? Per organizzare uno spettacolo che, tra l'altro, questo spettacolo si contattava una ditta che poi a Bologna, non so, giri, contorsioni, cioè veramente, ma ci sono tante di quelle spese che, tra l'altro, spese importanti che sono postume, che sono state prese già a sagra avvenuta, ma tu lo sai voi lo sapete, lo sanno i cittadini quando è stato fatto l'ultimo impegno della sagra 2017 a ottobre, cioè quando la sagra è finita da un bel pezzo, ma anche tantissimi altri impegni, cioè quindi
si sono impegnati, si è dato mandato a delle ditte per spendere dei soldi e poi le delibere sono state fatte il giorno dopo la sagra. Tutto questo mi sembra bizzarro, quanto minimo, non voglio usare altri termini perché non è nella mia competenza, però dico, qualcuno ci vuol dire che 500, come siano stati spesi 450.000 euro solo del parco, poi ci sono quelli che ha speso l'assessorato al turismo, poi ci sono quelli dei beni culturali, quelli del comune, quindi io credo che la cifra sia abbastanza più alta. Io ritengo, per concludere, che questa nostra protesta non debba fermarsi qui. Ritengo che debba andare fuori, debba valicare i confini ristretti di Agrigento, ma andare a Palermo, essere portata a conoscenza dell'assessorato al turismo, dei beni culturali, della presenza della regione, della vicepresidenza della regione, perché non crediamo che questa sia la strada corretta. Siamo aperti a tutte le innovazioni possibili e immaginabili, però chiedevamo semplicemente che la parte tradizionale fosse e la sua collocazione fossero lasciate così come erano, e poi non può la sagra del mandorlo in fiore di botto costare il doppio, perché di questo stiamo parlando, signori miei, perché l'anno prima era stata organizzata dal comune ed era durata un mese. 4-5 weekend. Oggi invece dura molto di meno e costa molto di più. Credo che qualcosa non sia andato per il verso giusto e c'è da fare delle riflessioni. Il parco deve fare delle riflessioni e eventualmente bisogna far comprendere che le riflessioni vanno fatte. La ricaduta sulla città qual è? Qual è stata almeno? Ma questo non lo so, non credo che sia quantificato, non credo che sia, c'è un altro aspetto poi, anche il successo viene determinato dagli spettatori. È possibile sapere, questa è una cosa che generalmente si sa e se ne parla, è possibile sapere quanti spettatori ha fatto il Festival Internazionale del Folklore? È possibile sapere quando spettatori ha fatto il festival il costosissimo Festival del Folklore dei bambini? E a chi sono andati gli incassi? Perché c'è un ente che si chiama SIAE che ha il bordereau, quindi questa è una cosa semplicissima, visto che il parco non ce lo dice, si può andare alla SIAE e chiedere il bordereau SIAE, che è il Vangelo, quindi siccome i biglietti, una parte della quota dei biglietti sono soggetti al pagamento della SIAE, quindi noi possiamo sapere tranquillamente quanto, perché due sono le cose, o non ci sono stati incassi, e questo è un altro record negativo oltre a quello che ho detto, oppure ci sono stati e non sappiamo a quanto sono ammontati e chi li ha introitati, perché normalmente il parco poi fa una delibera di accertamento valori e quindi dice mi sono entrate questi 15.000 euro degli spettacoli. Se non è stato fatto questo e ci sono stati gli incassi, vorremmo sapere che fine hanno fatto questi incassi, a chi sono andati e come si sono eventualmente spesi. Lei lo voleva dire qualcosa? Sì, dicevo a Riccardo, ad aggiunta di quanto affermato da Lauretta relativo agli incassi, ad esempio che quest'anno rispetto agli anni passati riducono ulteriormente gli spettacoli da quelli che io ricordo che erano 2 il giovedì sera, 2 il venerdì sera e 2 il sabato sera. Perché non ci credono? No, lo fanno solo il venerdì sera e il sabato sera, perché a dimostrazione che è scaduto il Festival Internazionale del Folklore, e del fatto che non ci sono più biglietti, né si sono venduti l'anno scorso, quindi per evitare questa magra figura preferiscono fare solo 2 serate nella speranza che comunque può darsi che è legata alla probabile apertura del no, ma anche l'anno scorso e quindi è questa gente, io voglio ricordo che una volta c'era la fila per assistere agli spettacoli, ma ci sono i bordereau, ci sono i bordereau c'è il tempo, ce l'abbiamo, ci sono i bordereau SIAE che parlano chiaro, ci sono stati anni, negli anni 2000, basta andarli a consultare, certo. Si facevano 45, 50.000, 55.000, 60.000 euro di una ricchezza di biglietteria, basta semplicemente informarsi. Evidentemente non si è creduto più in questa manifestazione, quindi nel corso di anni è scaduto anche questo.
ed è un peccato perché tutto questo è a danno di questa manifestazione che è la più partecipata della Sagra. Possono innovare quello che vogliono, ma il popolo esce fuori in via Atenea, nelle piazze. Io ricordo le piazze gremite degli spettacoli a piazza Cavour, dove quell'anfiteatro che il comune costruiva temporaneamente era stipato dalle persone. Ricordo gli 800-900 paganti al Palacongressi, ma non sto parlando di una vita fa, sto parlando 2006, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Quindi bisogna credere in quello che si fa. E non mi pare che si sia creduto molto nel Festival Internazionale del Folklore per le motivazioni che abbiamo detto inizialmente, mentre si va credendo in iniziative che hanno 500 partecipanti, che sono i papà di quelli che si esibiscono, i genitori di quelli che si esibiscono per esempio al Festival dei Bambini, manifestazione gradevolissima, nulla da dire, ma che ha un costo ritorno che sicuramente non è ragguardevole. E a questo punto chiediamoci, visto che lo pagherà integralmente il parco, perché non andare a un bando? Si fanno dei paletti e si invitano a presentare le proposte e ci sbizzarriamo, siamo convinti di poterlo fare meglio e farlo costare anche di meno. Riccardo, volevi aggiungere? No, dico, stiamo parlando di un evento che da sempre è stato inserito tra le più importanti manifestazioni regionali. Cioè, allora l'assessorato regionale al turismo fece un elenco, un calendario di tutte le più importanti manifestazioni siciliane. La sagra del Mandorlo Migliore era inserita tra queste insieme. Quindi, per crederci la regione, perché non ci deve credere chi organizza? Evidentemente gli operatori che fanno parte di questa macchina non hanno creduto al progetto Sagra degli anni passati, perché ritengono che Sagra è un nome riduttivo, allora per farla crescere cambiamo nome, cambiamo data, cambiamo strategia promozionale per vedere se possiamo riuscire. Ma non è così. Già il fatto che tu cambi data da oggi, domani, dopodomani ritorna a essere un messaggio negativo, non c'è programmazione, e quindi è un messaggio che porta male all'organizzazione. Ti faccio semplicemente un appunto. Gli spettacoli allora al Teatro Pirandello, al Palacongressi, venivano riempiti da persone che venivano specificatamente per vedere il Festival Internazionale del Folklore, e veniva gente dalla Calabria prenotando, e ti dico io perché ho fatto basta parte, chiedere al venditore, riempendo 1200 posti. 1200, quindi non mi si viene a dire a me che il Festival Internazionale la Sagra non tira di promozione. Va benissimo, bisogna avere la capacità, prendendo personalità che si occupano di marketing. Questo bisogna portare all'innovazione. L'innovazione deve essere studiata da persone autorevoli che conoscono oggi i mezzi come poter far arricchire di quell'evento. Certamente non può essere un architetto, un geometra o un dirigente o un dirigente di qualsiasi pubblica amministrazione. Io posso essere un bravo organizzatore di un festival internazionale, però non posso essere un bravo esperto di marketing e di promozione turistica. Quindi bisogna creare una squadra apportando personalità che facciano veramente crescere sotto qualsiasi aspetto. E poi non vogliamo essere ripetitivi, purtroppo noi oggi siamo non rammaricati, noi stiamo buttando fuori la nostra rabbia, perché il privarci di una qualche cosa che a noi ci appartiene e che noi abbiamo, ognuno di noi messo la nostra vita, tutti i nostri sacrifici per far sì che quel nome Sagra continui nel tempo. Cioè, questo è il principio, è la principale causa, perché noi ci sentiamo traditi dal parco, dal comune, da tutti gli enti che non hanno creduto nel nome Sagra e che oggi ce l'hanno privata.
Non a caso oggi ci sono delle personalità che hanno fatto così come gli altri, che dice oggi magari tra 20 anni si può dire Nino Lauretta, Riccardo Cacicia, Certo, Lello certo. Casesa, perché abbiamo speso, io 40, lui 30, è più piccolo di me, lui 50, per far sì che La vostra la nostra vita, vita, la vostra ci siamo vita. sacrificati. Lello, devo dire che non Sì. si avverte neanche più quell'aria di festa che prima si aspettava. Ricordo anche noi, mezzi di informazione, un po' tutti, sembra quasi ormai una cartolina fatto un po' personale, sbiadita. un fatto- insomma. Sì, anche questo a mio avviso è un aspetto che manca, l'aspetto per così dire promozionale o promo pubblicitario che fa di questo evento un evento per così dire turistico-culturale. Mi auguro che il parco si appresti quanto prima a trasmettere sia nelle emittenti siciliane che attraverso una cartellonistica in Italia l'evento per chiamare intercettare turismo. Se così non fosse sarebbe come al solito una festa locale e paesana che aggrega solo l'ultima domenica dalla cui esperienza ricordo che vengono dalla provincia di Catania, di Messina e vengono a divertirsi ad Agrigento. Io volevo anche in questo lanciare, come voglio dire, un messaggio costruttivo rispetto a queste considerazioni per così dire polemiche e comunque considerazioni oggettive che riguardano la sagra. Non è possibile che un ente da solo possa organizzare e gestire un evento. Una collegialità, voi è chiedete, necessario, insomma. a mio avviso, una compartecipazione anche di altri enti. Ricordo che negli anni 50 Sì. il professore Lauretta già parlava di ente sagra. Lo diceva perché capiva la necessità di allargare la considerazione Di aggregare proprio, ad certo, altre certo. esperienze, che sia l'esperienza turistica, che sia l'esperienza del marketing, che sia l'esperienza legata alla gastronomia, perché oggi viaggiano insieme, il cibo e la cultura viaggiano insieme, quindi queste innovazioni ci vogliono, ma ci vogliono se c'è una concertazione, se, come dicono gli altri, ci si lavora insieme, ci si programma e si progetta un'idea vincente che deve portare Agrigento, e ce lo auguriamo, nel 2020 Sì. capitale della cultura. Questa deve essere l'idea che noi vogliamo e alla quale rimaniamo ancorati. Ecco, la sagra può essere legata a questo evento? Visto che lei La sagra, ha parlato di è, Agrigento a 2020, mio avviso, facciamo un po' un giro su questo. Certo, la sagra, a mio avviso, legame, insomma. diventa un elemento centrale dentro l'iniziativa di Agrigento 2020, con i suoi colori, con il suo folklore, con la bellissima presenza paesaggistica e culturale della valle, i suoi monumenti. Tutto questo deve essere incastonato dentro un'idea di progetto che vede Agrigento protagonista, i suoi gruppi folcloristici, musicali ed altro protagonisti ed espressivi, per promuovere il meglio che questa città esprime e che esprime da tanti anni con grande gioia, con grande sacrificio e con grande amore, principalmente amore e passione, perché come diceva l'amico Carbone, qui c'è amore e passione e noi siamo legati da questo spirito, che è uno spirito importante, slegato da altri interessi. Nino, Sagra Agrigento 2020, un Ma intanto facciamo accoppiamento. gli scongiuri, perché auguriamoci che Incrociamo le dita. questo avvenga, perché sicuramente siamo tutti speranzosi che ciò avvenga, ma non c'è solo la sagra del Mandorlo in Fiore, ci sono una miriade di iniziative e tantissime associazioni che durante l'anno creano appuntamenti culturali, per cui si sposeranno benissimo con quelle che sono le prerogative di una città che diventa capitale italiana della cultura. Riccardo. Io mi auguro che si possa creare attorno alla città
quell'entusiasmo che ci caratterizzava e che ci ha sempre caratterizzato, perché oggi vedo una città spenta. Se è spenta vuol dire che c'è qualche cosa da che non va. Chi ci amministra, chi ci dirige non va a creare quell'entusiasmo che può portare benefici. Il mio auspicio è quello che possa risvegliarsi questa città sotto tutti gli aspetti, da un riscatto socio-economico, culturale, che ci può proiettare effettivamente al futuro. Quindi io il messaggio che do agli amministratori è quello di spendersi veramente per la città, così come noi mettiamo la nostra passione. Credimi, noi non abbiamo nessun vantaggio o nessun ritorno. Noi facciamo semplicemente per tramandare quella passione che a noi ci accomuna. L'interesse di queste persone che siamo qua seduti è questo, cioè quello di portare avanti un progetto socioculturale che possa veramente fare la storia folcloristica e tradizionale. Si ha l'impressione che si voglia un po' tagliare questo cordoglio. Io ho avuto questa impressione che si voglia tagliare come se fosse di peso questa tradizione, questo nome quasi sagra, cioè come se molti la definiscono sagra della salsiccia, sagra del carciofo. Vabbè, forse qualcuno che organizzava prima la sagra della salsiccia si sarà lasciato influenzare da questo discorso. Sagra è solo un nome, era un marchio e tutti conoscevano questo marchio. Ritengo che sia stato un errore di marketing. Cioè, mi dicono che ci siano stati degli studi dietro la cancellazione di questo nome. Io vorrei capire chi li ha fatti, quanto sono costati tra l'altro, e poi alla fine il risultato qual è? Che quando si interrompe, poi hanno però mantenuto la parte che gli riguardava, 73esimo, ma non è 73esimo Mandorlo in fiore, la numerazione appartiene alla sagra. Quindi sì, quando si perde, si cambia il nome, si crea un'altra cosa. Ed era probabilmente questo originariamente, e per questo noi mostriamo il nostro disappunto, perché forse si volevano cancellare alcune iniziative, e devo dire che è stato forse il messaggio iniziale, perché ricordo gli articoli stampa alla vigilia della Sagra 2017, le dichiarazioni dell'allora commissario Campo, dello stesso direttore, quando si diceva noi creiamo eventi e noi non vogliamo fare la Sagra, vogliamo fare eventi per promuovere la valle, dimenticando però di fare la promozione per promuovere quegli eventi che poi avrebbero dovuto promuovere la Sagra. Insomma, c'era un altro disegno, poi probabilmente su richiesta dal basso hanno dovuto fare marcia indietro su alcune cose, quindi si è creato un ibrido che non ci sta bene, questo, che allora, non sta bene neanche alla città. Arriviamo alla conclusione di questo nostro appuntamento. Il vostro auspicio e cosa pensate di ottenere da questa protesta per il futuro? Ritengo che se ci può essere una forma di ripescaggio, per usare un termine esalcistico. Da parte mia non penso che ci sia alcun ripescaggio, avendo condiviso e pensato insieme un documento che ci vede per la prima volta estranei da questa strada. Probabilmente e comunque successivamente può esserci, perché non, un dialogo, un ragionamento a 360 gradi che riguardi la saga nella sua essenza, e anzi me lo auguro, perché l'obiettivo nostro è quello di riappropriarci di questa sagra che appartiene a questi soggetti, appartiene ai gruppi, appartiene alla città, appartiene agli agrigentini. Riccardo, a te questo giro conclusivo. Solitamente quando uno fa una lotta sicuramente cerca per migliorare, non la fa certamente per distruggere. Quindi il mio augurio è quello che ci si possa, non ormai di quest'anno, perché noi abbiamo lanciato questo forte messaggio in quanto crediamo al rilancio
prossimo della sagra. Quindi il nostro auspicio è quello che noi possiamo essere presi come parti in causa per poter discutere e cercare di rimangiare nel rispetto di quello che noi ancora oggi diciamo in maniera ferma, cioè la sagra del mandorlo e viole nella sua interezza. Ma io sono un po' pessimista sugli esiti di un ravvedimento della struttura della sagra del mandorlo in fiore. Per questo non faccio mistero che la nostra protesta deve andare fuori, per cui devono ascoltare quali sono le sensazioni e gli umori della popolazione alla quale è cara quella struttura di quella sagra, non disdegnando qualunque tipo di innovazione. Sono tante innovazioni che si possono fare, si possono ritornare alle sfilate di moda. Io mi ricordo dalle immagini antiche, ricordo negli anni 50 una sfilata di moda di lingerie, immaginate vai da Agrigento, ma posso ricordare gli esperimenti che si sono fatti, concorso della canzone siciliana, il festival della musica etnica, le Innesti, mostre di chiamiamoli pittura, innesti. Come il corteo storico, il corteo storico, ci sono tante della sagra. Ricordo al campo sportivo. Vedete, la sagra è un grande contenitore a culturale. mio avviso va di rilanciato, spettacolo, va recuperato in questo contesto. La sagra è un grande contenitore dove ci può stare di tutto, lo spettacolo, le mostre di pittura, le mostre. Noi abbiamo fatto una volta la mostra dei carretti con un grande collezionista, il più grande collezionista che c'è i balconi in fioriti, Sicilia. la fotografia. C'è tanto, perché andare a sbrindellare una parte che è storica, che è molto cara alla città? E allora portiamole in qualunque tipo di innovazione, facendo degli eventi a parte, sempre nel contesto di questo grande calderone. Io penso che sia una cosa ragionevole, a meno che uno non si abbia una fissazione. Questa è la mia fissazione, ma se questa è la fissazione, un amministratore non dura per tutta la vita, quindi prima o poi non avremo un funzionario per tutta la vita a dirigere, non avremo un altro amministratore per comandare, perché alla fine è soltanto una cosa di imperio, e quindi tutti noi saremo costretti a subirla. Quindi noi riteniamo che questa protesta va con più forza e con rispetto anche delle persone, va comunque portata fuori, sperando che il nostro messaggio possa aprire un dialogo e possa far ravvedere qualcuno su alcune scelte che non ci sembrano appropriate. Salvatore. Io mi auguro che in futuro veramente si ravveda un po' la situazione, perché andando così va a finire che la sagra morirà, e sarebbe veramente un peccato, perché ad Agrigento quando vedi la sagra e San Galò cosa rimane? Non c'è niente. Quindi la sagra è giusto che rimane per com'era, perché parliamoci chiaro, è una cosa importantissima per Agrigento, che ce l'hanno copiata in tutto il mondo, però perché distruggerla? Anzi, abbavoriamola ancora di più. Stefano Alongi credo che si accodi anche. Sì, sono d'accordo con il presidente del gruppo e tutti insieme portiamo avanti questo problema della saga. Bene, io ringrazio Salvatore Carbone, Riccardo Cacicia, Nino Lauretta, Lello Casefa e Stefano Alongi. Abbiamo voluto dare spazio a questa, diciamo, presa di posizione, a questa forte protesta che per la prima volta con un documento, una conferenza stampa fatta tutti i gruppi agrigentini tranne due non parteciperanno, scusate, alla edizione della Sagra del Mandorlo, che non si chiama più Sagra ma Festa del Mandorlo. Grazie, e vorrei che la regia mandasse a termine di questa nostra questo nostro speciale 2 minuti della fiaccolata che poco fa abbiamo visto, diciamo, in onda mentre noi parlavamo. Grazie, ricordo sempre i nostri
Buonasera, ospiti di questo nostro approfondimento settimanale sono Salvatore Carbone, Riccardo Cacicia, Nino Lauretta, Lello Casesa e Stefano Alonge. Parleremo durante questa trasmissione di un fatto sicuramente atipico per la nostra città, cioè quello che i gruppi della città di Agrigento, i gruppi folcloristici, non parteciperanno alla sagra del Mandorlo in Fiore. Ne parliamo con gli ospiti che vi ho appena citato, cercheremo di capire quali sono le ragioni di questa mancata partecipazione appunto a questa sagra del Mandorlo in Fiore, che non si chiama più sagra ma ora è festa del Mandorlo. Lello Casesa, allora, oggi avete fatto una conferenza stampa, devo dire abbastanza seguita da tutti i mass media, e precedentemente avevate inviato un dettagliato comunicato stampa per spiegare le vostre ragioni, e che vogliamo proprio spiegare le ragioni alla città, a chi ci segue, perché quest'anno per la prima volta ad Agrigento